strumenti. Do la parola adesso al professor Gianmario De Muro, conoscerete tutti, è un costituzionalista dell'Università di Cagliari, e a lui chiediamo, ovviamente con poco tempo che ha a disposizione, in maniera sintetica, di darci il quadro sulle competenze, perché abbiamo avuto diverse volte la possibilità di parlare con qualche costituzionalista, per esempio anche con l'ex presidente della Corte Costituzionale, e ci siamo messi sempre la domanda: ma può lo Stato normare in materia di politiche sociali, di assistenza sociale? Qual è il suo ruolo? Deve definire i livelli essenziali di assistenza, o addirittura il decreto delega potrebbe essere contestato da parte delle regioni? E su questo lascio le riflessioni al professor De Muro. Bene, grazie a Marco per l'invito, grazie soprattutto perché mi ha costretto a studiare, e non è mica detto che ognuno di noi possa sapere o avere l'informazione così importante su temi che spesso sfuggono, anche perché si parlava prima di informazione, o mi viene da dire anche disinformazione. Nei momenti di emergenza è uno degli strumenti della regolazione, se si hanno meno informazioni e si può regolare con strumenti che come dire, si appellano all'emergenza della regolazione piuttosto che a una regolazione con informazioni più chiare. È successo anche nella guerra per l'Iraq, può succedere tante altre volte, potrà succedere ancora. Allora, il tema che io ho cercato di approfondire riguarda quali vincoli ha la politica rispetto alla regolazione dei diritti sociali nella ripartizione di competenze tra Stato e Regione. Non è un tema semplicissimo, è un tema molto complesso, cercherò di essere il più chiaro possibile. Allora, partiamo intanto da chi regola, cominciamo a capire chi è il regolatore di queste prestazioni. Allora, innanzitutto, evidentemente stiamo parlando di un diritto sociale, è stato già detto, non ripeto cosa dette, se non che si tratta di un diritto sociale fondamentale. Ormai il tema della distinzione tra diritti sociali e diritti fondamentali, intesi come diritti di libertà che non costano e diritti sociali che costano, e quindi che in qualche modo si possono bilanciare con altri diritti, è certamente superato, e anche la Corte Costituzionale lo ha detto in maniera chiara nel momento in cui, quando con quella famosa sentenza sul diritto all'istruzione dei disabili, è intervenuta in maniera diciamo così determinata per chiarire che si può differenziare un diritto e che si può imporre un vincolo sul bilancio con riferimento a un diritto che riguarda appunto una differenziazione. Diciamo così, uno dei temi di questo periodo, di questo secolo, è il fatto che il principio di uguaglianza si applica partendo dalla differenziazione. I diritti è vero che sono tutti uguali di fronte alla legge, ma chi ha una posizione di difficoltà, una posizione di differenza, ha diritto ad avere una assistenza di tipo differenziato. Quindi io non discuto sul fatto che i diritti siano diritti fondamentali e che su questo ci siano dei vincoli costituzionali da rispettare. Cito soltanto gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana: solidarietà e eguaglianza sotto il profilo dell'eguaglianza in senso sostanziale. Quindi i diritti ci sono diritti fondamentali, e da qui parte, come dire, una delle esigenze della regolazione statale. Lo Stato può regolare, e l'articolo 117 al comma secondo e alla lettera M disciplina una cosa, se vogliamo, ovvia nei sistemi costituzionalistici, cioè che i livelli essenziali delle prestazioni devono avere una regolazione statale. Un antico principio, diciamo così, l'eguaglianza in senso liberale, si dà l'eguaglianza in senso liberale, che una regolazione generale ed astratta da parte dello Stato è una garanzia di tutela del diritto. Ma come sta insieme questa, diciamo così, esigenza di eguaglianza che parte dalla regolazione statale con le differenze che le singole regioni, a cui è affidato l'aspetto organizzativo e l'aspetto amministrativo di una disciplina nazionale? Stanno insieme, come si cerca di fare insieme, l'eguaglianza col federalismo, no? O l'eguaglianza con il regionalismo, cioè con il principio di uguaglianza per cui una prestazione deve essere tendenzialmente uguale su tutto il territorio nazionale, o con l'esigenza di poter diversificare sulle singole
realtà regionali appunto una prestazione il più possibile identificata secondo il principio della sussidiarietà, della adeguatezza e della rispondenza, diciamo così, a dei parametri che riguardano il territorio. Evidentemente, insomma, non so qui con Vittorio tante volte ne abbiamo parlato, ma insomma tutti i parametri che possono riguardare diciamo così, le caratteristiche territoriali, l'invecchiamento della popolazione, i livelli che diciamo che non possono essere valutati a livello nazionali possono ben meglio essere valutati a livello regionale. Quindi qual è il punto dal punto di vista costituzionale? I due punti, diciamo così, per le regioni in generale, appunto l'articolo 17,2 lettera M, e vi ricordo anche l'articolo 120 della Costituzione italiana che prevede l'obbligo dello Stato di intervenire tutte le volte che le regioni non garantiscono standard tendenzialmente comuni. In più in Sardegna e in tutte le altre regioni a statuto speciale dobbiamo ricordarci della nostra piccola Costituzione, cioè dello Statuto speciale che garantisce appunto poteri di regolazione, in questo caso, che si devono integrare con la regolazione nazionale. Bene. Il tema dei cosiddetti LEA è il tema che ha affaticato la giurisprudenza della Corte Costituzionale negli ultimi 10 anni. Non vi annoio con le decine di sentenze che ci sono state, vi do un punto di sintesi delle decisioni della Corte. La Corte dice sostanzialmente che i LEA non sono una materia, non riesce a trattarli come una materia, come così dire, tradizionalmente dal punto di vista costituzionale, ma si parla di una serie di, diciamo così, un processo di realizzazione delle finalità costituzionali. L'espressione che usa la Corte è sempre quella di leale collaborazione. Per cui c'è sicuramente una regolazione statale, ma c'è anche una regolazione regionale, tutte le volte che le regioni, lo dico con una sorta di slogan, spero che non me ne vogliate per questo, in cui le regioni possono fare meglio dello Stato. Da questo punto di vista le regioni che hanno maggiori risorse o hanno maggiori capacità di regolazione, di organizzazione, per certi aspetti, qui apro una piccola parentesi, si può fare un discorso molto simile al tema della tutela del diritto alla salute, che come voi ben sapete riguarda e coevo è assolutamente vicino alle tematiche dell'assistenza, anche se ha diciamo così fattispecie molto diverse, e la Corte Costituzionale ha sempre risposto dicendo la competenza è una competenza che deve essere processualizzata. Tutti gli interventi sono interventi che devono essere gestiti insieme dallo Stato e dalle regioni in una maniera tale da che la regolazione statale possa essere integrata nella regolazione regionale e nel rapporto tra regolazione nazionale e regolazione statale vi siano il più alto livello di collaborazione. Detto così potrebbero sembrare delle parole vuote, me ne rendo conto, possono sembrare parole anche come dire, un po' generiche, però la Corte Costituzionale tutte le volte che è intervenuta su singole questioni, perché poi la Corte di questo si occupa di singoli casi e di singole questioni può affrontare, l'elemento assolutamente dirimente è stato appunto la capacità dello Stato di trovare l'intesa con le regioni per disciplinare tutti gli aspetti che riguardano il profilo del diritto. Potremmo fare gli esempi della social card, potremmo fare gli esempi del diritto alla salute, insomma di esempi ce ne sono tanti nella giurisprudenza. Vorrei che però fosse chiaro che quello che dice la Corte è che tutto deve convergere verso il medesimo fine, che è la tutela del diritto, e il diritto viene tutelato attraverso una regolazione integrata tra il livello statale e il livello regionale. Quindi la prima risposta che posso dare alla domanda di Marco è si può regolare, si deve poter regolare insieme gli aspetti che possono riguardare questa tutela del diritto fondamentale. D'altronde questo vale per la tutela della salute, ma se mi consentite vale anche per tutela ambientale, la valorizzazione ambientale, vale per il diritto all'istruzione, vale per tutti quei temi fondanti dello Stato sociale che sono appunto i diritti sociali.